C'è avuto una segnalazione da parte del sindaco e fatalità, siccome al tavolo c'era anche la dottoressa Sardella, le ho chiesto di sentire ovviamente il dirigente scolastico e capire meglio i contorni della vicenda. È arrivata sul tavolo della prefettura la vicenda di una maestra delle scuole elementari Giovanni XXIII di Treviso che, da quanto riportano genitori e alunni, non seguirebbe fino in fondo le disposizioni anticontagio previste. Stamane un gruppo di mamma e papà ha organizzato un presidio fuori dall'istituto. Sono loro stessi a spiegare cosa stia accadendo. C'è un insegnante che, pur avendo presentato un certificato che insomma in sostanza prevede che possa usare di meno la mascherina, ma dovrebbe usare comunque una visiera, tendenzialmente in classe non la indossa, dice ai bambini più piccoli che non serve, che tanto muoiono solo i vecchi, fa unire i tavoli, insomma ha un comportamento che non è previsto dal protocollo Covid e non indossa appunto comunque le misure che dovrebbe usare da protocollo, cioè la maschera. Abbiamo dovuto chiamare il sindaco perché era stata già avvisata la dirigente scolastica da 3 settimane. Purtroppo questa insegnante non è stata mandata via o non sono stati presi dei provvedimenti. Chiamato dai genitori, sul posto è arrivato anche il sindaco Conte, che ha avuto un confronto con l'insegnante. Sono personalmente intervenuto, abbiamo fatto arrivare sul posto anche una pattuglia della polizia locale. È stata identificata questa insegnante sulla base anche delle testimonianze dei colleghi, dei genitori e da quanto viene pubblicato nei profili Facebook. Abbiamo ritenuto necessario segnalare questa persona alla prefettura perché gli sforzi che stiamo facendo per tutelare la nostra comunità, in particolare i bambini, sono davvero enormi e pensare che si possa buttare via tutto con delle politiche negazioniste all'interno di un istituto scolastico nella mia città non è assolutamente tollerabile. L'ufficio scolastico provinciale ora dovrà andare in fondo alla vicenda. E adesso con la dirigente scolastica e con il prefetto si deciderà il da farsi. Io credo che una persona che in questo momento ha quel tipo di pensiero non possa insegnare all'interno di un istituto scolastico.